questa presentazione di solo tecnica o amministrativa, posto che il cartolare che viene rabudato di radio non è anche finito, donc è sempre in lavoro e dunque posso ringraziare a Giacomo che ci dà l'opportunità di presentare l'avanzamento di questa riflessione, di questi lavori che sono canava un anno e mezzo, si può dire che... Allora, donc per presentare appena lo stato di questi lavori, il contesto, ciò che è la ufficialità e poi il metodo, come ci lavoriamo e come contiamo di lavorarci in anni a bene. Donc prima vi presenterò a lingua, il contesto sociolinguistico di lingua, l'ufficialità e poi dunque questo metodo, questa operata comune. Donc, abbiamo fatto un esame di novembre scorso, il primo esame è fatto in lingua corsa. Abbiamo interrogato 508 persone, dunque assai rappresentativi della popolazione corsa. C'è anche Paul Mathieu Santucci qui presente, che ci ha partecipato, che ha inchiestato. È la prima volta che si fa un esame così, in corso e in francese. Così abbiamo bisogno di imparare un po' di affari, non la pratica linguistica, non le competenze, ma di non la rappresentazione della lingua. Allora, non vuole mica dire che ora sappiamo tutto nella lingua, perché un'inchiesta sola non basta mica, e cioè sviluppare altri indicatori. Dunque qui c'è una commissione che è stata installata dal Consiglio della Lingua, la Commissione Lingua e Società, che ci lavora per fare una batteria di indicatori così, di maniera a misurare l'evoluzione della pratica e poi i risultati della politica linguistica della collettività territoriale e poi di lastratori, perché non è mica solo la collettività a fa per la lingua. Allora, quando è un risultato interessante, vado a presentare pochi risultati qui. Solo un affare qui, non è questione dell'importanza che ha la lingua per la popolazione. C'è l'86% della popolazione che dice che ha un interesse importante o assai importante per la lingua. Questo è qualcosa, quantunque di assai importante. Pochi anni fa era forse il contrario, forse il 14% della popolazione che diceva che la lingua è importante, ma 86% che parlava. Dunque, per il contrasto, invece, dunque, a livello di pratica c'è una valada quantunque in dei più giovani. Dunque, vede in turchino, quelli che si dichiarano, dunque, che sono buoni o abbastanza buoni cursovani, dunque, più sono anziani, più parlano il corso. Allora, c'è una piccola rimarca, una piccola osservazione che noi vogliamo fare, non avete d'età, che è vostra, 18-24 anni, e dove ci sarebbe una piccola culata, una piccola ripresa. Allora, per ora è pochissima. Allora, c'è un sbaglio possibile di 4% non questa inchiesta. Ma quantunque si può pensare con altri risultati, quando noi includiamo altri risultati, che c'è questa ripresa perché c'è di più giovani di 18-24 anni che hanno risposto al questionario in corso che quelli che hanno tra 25 e 34 anni. Tra 25 e 34 anni sono solo 2% che hanno risposto in corso, invece in dei 18-24 anni 7%. Dunque vuol dire che sono capaci di rispondere in corso e poi in più che hanno il sud rispondere in corso. C'è questa doppia... Un'epoca d'altri forse hanno risposto in francese, ma erano capaci di fare un corso. Allora, in quanto è, dunque questo è per il quadro appena, per mostrare che c'è un'evoluzione quantunque di presa di coscienza dell'importanza di questa questione sociale, ma siamo forse limitati in relazione dalle competenze giuridiche della collettività territoriale, dunque che sono definite nella legge di 22 gennaio di 2002, dunque il terzo statuto particolare di Corsica, che dice, donc, che è soprattutto a livello di l'insegnamento, la langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse. L'Assemblée adopte dans les mêmes conditions un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corse, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'État. Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants. Allora, dopo questa legge che l'offerta di insegnamento di corso è stata generalizzata al primario, e siamo ora quasi al 99% di livelli che seguivano o che ricevono un insegnamento di corso,
e poi è muovato parecchi piani, donc l'ultimo piano 2007 e 2013 si compie quest'anno ed era un risultato di un lavoro di un primo consiglio di lingua con Diago Mutieri e Pasquale Ottavi, hanno fatto a maggior parte di un lavoro e è stata la prima volta che veramente la collettività territoriale ha voluto avere un sguardo, un'azione di non a un piano succedale, mica solo a livello di educazione. Invece, se noi vogliamo guardare il terzo punto qui, in quanto all'accompagnamento, si può rimarcare che la formazione continua di professori non è mica stata presa in conto dallo Stato. Non c'è nessun piano eccezionale che è stato messo in ballo malgrado gli ingaggiamenti dello Stato. Allora, queste misure di un piano eccezionale sono state sviluppate dentro il PRDF, di un piano regionale di sviluppo di formazione. Dunque, lo scopo era di salvare la trasmissione della lingua per le nuove. Dunque, c'erano due onde di maggiore. Prima, una strategia educativa che vuole dare tutti gli idee di un bilinguismo aperto al plurilinguismo, quindi è un punto fondamentale di dire, ma insegna in corso, ma di non per imparare altre lingue. Perché il y a nostra lingua, ma di non per imparare altre. E poi l'idea di non integrare la lingua a tutti i livelli di formazione, mica solo al primario, mica solo per i zideli, ma di non per i maggiori, di maniera a poter adoperare la lingua in un lavoro. Dunque c'è più di 200 persone, 250 maggiori che seguono un insegnamento di un corso, sia al CNFPT, al Greta, in altri luoghi di formazione. E lo scopo maggiore era dunque la generalizzazione di un linguismo alla scuola moderna, perché più siamo giovani, più è facile, poi la lingua di una scommessa a lunga andata, da parecchie generazioni, non si può mica generalizzare il linguismo, fare che 300.000 persone fossero così d'un corpo, dopo aver di ufficialità tutti i lingui. Quello non è mica possibile, dunque di una scommessa a lunga andata, e prima dunque l'investimento è centralizzato non dai zideli, non dai bucciughi. Ora in Corsica abbiamo già la particolarità di avere un sistema educativo considerato in dopo. Le scuole che noi chiamiamo a standard non so più, posto che ogni volta c'è un insegnamento di un corso. Dunque queste si può andare in Marsiglia, si può andare anche in Britannia, in Alsazia, oppure in paese francese, non c'è mica questa situazione di insegnamento obbligatorio, di offerta obbligatoria da parte dello Stato di lingua regionale. Dunque già queste scuole hanno questa particolarità. E in più ci sono scuole bilingue, dunque, che hanno scopo di parità oraria. Invece ciò che non abbiamo mica sono scuole associative di immersione, o pubbliche per di immersione, pubblico è proibita dalla Costituzione, ma associative non abbiamo mica. Dunque, fate fine che si impegnano a CTC e allo Stato per oggettivi comuni. Allora, questo era fino a... sono oggettivi che corrono fino al 2013 e poi ci sono state le elezioni nel 2010 e Pier Gionga, che è il consigliere esecutivo incaricato di lingua corsa, ha presentato un foglio di strada, dunque la sua visione per questa mandatura qui, dove ha ristrutturato la direzione della lingua corsa, ha costituito 3 servizi, dunque uno che si occupa di formazione, dunque dai giudici fino ai maggiori, l'altro di un piano succedale, dunque di agartula della lingua, di installazione di case della lingua, dunque tutto ciò che può essere in questo campo. E poi noi qui che siamo installati in corsi, dunque il servizio di un consiglio linguistico, che ci occupiamo a tempo di messa in opera di un linguismo alla collettività territoriale, che è già un lavoro difficile, dentro l'amministrazione che porta questo progetto, di promozione della lingua di maniera a far cambiare la rappresentazione, mica solo avere una visione troppo patrimoniale, anzianota della lingua di maniera giusto appunto a toccare i più giovani, a mostrare che è una lingua moderna. E se posso dire a parola di un galese dentro una riunione, dice c'è la fa della nostra lingua una lingua sexy, giovane, ma di appena che l'indiogo di noi, di dare voglia ai giovani, ai più giovani di parlare la lingua. Un altro andato di lavoro di normalizzazione della lingua, dunque di appena un lavoro di un consiglio della lingua, che svilupperà di appena dopo, e poi un ruolo appena di osservatorio di
di politiche e poi di pratica della lingua. Dunque i scopi che sono stati presentati dando era soprattutto lo statuto di ufficialità per la lingua. Dunque, gli stessi giorni della sua presentazione c'è Jean-Guy Lamoni qui presente che ha presentato una mozione per la ufficialità della lingua corsa che è stata votata con una grande maggiorità, ma era solo il principio di un processo, dunque di un principio che è stato votato, ma dopo c'è la discussione di un contenuto, ed è ciò che si va già all'Assemblea di Corsica. Ha presentato di noi proposte di sperimentazione di modalità nuove, dunque l'idea era di dire che vogliamo sviluppare l'insegnamento per immersione, ciò che è proibito. E poi l'idea sarebbe di noi di sviluppare una linea forte per la formazione di professori, perché ora manchiamo di risorse umane, forse qualcosa che può limitare assai l'azione pubblica. Se noi abbiamo per esempio nei 5 anni passati c'è solo il 38% di posti a un concorso di professori di scuole che erano per i bislingui, cioè che sono stati dati ai bislingui per mancanza di risorse. Invece i scopi a Wast di giungere a 60 e poi dopo all'ultimo a 100%, di maniera abbastanza in furia, ma per ora c'è questo problema di risorse. 5 anni di lavoro di noi, dunque la valutazione di pratiche e poi la prospettiva, dunque di ciò che si può fare con questo esame, e poi con le inchieste che sono fatte, e con il lavoro di pianificazione fino al 2020 e poi fino al 2030, perché nel 2020 giunge abbastanza in furia, allora per ora è difficile di lavorarci, perché non sappiamo mica in che quadro giuridico c'è ma trovato da qui forse a 6 mesi, un anno e mezzo, dunque forse è sviluppato due possibilità. E il 2030 di noi è importante di maniera a sapere ciò che un modello che dia a scuola moderna può trovare dentro il mondo del lavoro quando vorrà compiere i studi, quando avrà i vostri anni, da qui a 17 anni, dunque sarà 3 anni, sarà quando avrà 20 anni. Giunge in furia, 2030, dunque politiche pubbliche. Il tempo, questi 20 anni, infatti, la politica linguistica finalmente è corto. Dopo, il secondo punto è l'attrazione alla normalizzazione della lingua. Ci abbiamo, per esempio, ne abbiamo parlato ieri in corso di traduzione, che manchiamo ogni tanto dunque, di risorse, ogni tanto per la terminologia. Dunque, la nostra idea è di sviluppare questa trazione, di avere dizionari, traduttori automatici, di avere un massimo da fare, ma per tutto questo cioè sviluppare i fondamenti, dunque, la grammatica e l'ortografia, di maniera a assicurare questa pratica. Il terzo punto dell'insegnamento alla formazione è il fondamento di tutte le politiche linguistiche, è un fondamento, ma a tempo non basta mica. L'insegnamento alla formazione cioè trasferisce dopo, cioè trasmette qualcosa dopo nella società, ma a tempo sappiamo che possiamo fare assai meglio. Infatti l'insegnamento e poi di formazione per i maggiori. La diffusione della lingua, la diffusione nella società, in dei comuni, in delle collettività pubbliche, ma di noi in delle imprese, di maniera a fare della lingua qualcosa di un uso normale, e poi sviluppare dunque la sua promozione e poi la comunicazione in giro all'azione che sono fatte, perché anche questo pesa non le pratiche e soprattutto non la rappresentazione. Allora per portare il Consiglio della lingua, dunque è stato installato l'8 dicembre scorso con 6 commissioni, dunque una non la terminologia che usa lo scopo di sviluppare un dizionario e poi forse dopo lessici per esempio, traduttori, traducorso e poi le altre lingue. La seconda commissione è quella della toponimia. Allora, può pare forse meno importante per la pratica della lingua, ma c'è un'urgenza a questo punto, posto che quelli che conoscono, anche hanno questa conoscenza di nomi di luoghi, sono piuttosto anziani, dunque l'idea sarà di raccoglierli abbastanza in furia e di maniera dopo a trasferire queste conoscenze non da tutti i punti moderni, non da carte IGN, non da Google Maps, non da GPS TamTam, non da tutto questo, di maniera a tenere questo patrimonio. Di stessa maniera che si va verso il diploma universitario non da un patrimonio materiale, cioè era forse lavorare non da questo patrimonio immateriale che conta quantunque non da conoscenza di un luogo. La terza commissione aveva la scienza qui di avere il presidente che è Jean-Guy Lamoni, il rapportore che è Genio Gherardi, in più di avere a Giacomo Thierry che è il presidente dell'Accademia, donc, che lavora in parecchie commissioni. Dunque questa commissione aveva per lavoro
Allora, ciò che c'è da segnalare è che in due consigli è provato a Crugia i lavori dell'università e poi quelli di collettività territoriale. Questo è un punto importante. Considero forse mica il nostro, se Bobbia l'Accademia di Lingua Vasca o d'altre accademie, non abbiamo mica così. Qui abbiamo fatto questa scelta perché siamo pochi, perché i progetti dell'università sono interessanti, entrano in questo vilo, dunque è genio, ma finalmente voglio strada di commissione l'ha già fatto, non su di crea, dunque forse l'idea qui sarà di portarli un po' forse d'aiuto, di mesi, di maniera a poi realizzare l'antologia, organizzare colloqui, seminari, donc tutto ciò che può promuovere la letteratura corsa, forse ne parlerà più tardi. I media, allora la commissione media ha un'altra funzione, più un ruolo consultativo, di maniera a fare una valutazione di ciò che si fa e di maniera a sviluppare l'azione, accompagnare di noi con la torre, con i media, non si tratta mica di fare qualcosa contro elli, ma veramente di accompagnarli. E in degli stessi vili di creazione della commissione ci sarà un diploma universitario di giornalismo bilingue. Dunque, so che le illusioni si strutturano a tempo. A quinta commissione, quella non dell'educazione, anche qui ha un ruolo di valutazione e poi di valutazione dunque di ciò che si fa dentro l'educazione, mica solo a scuola, perché l'educazione è più larga, e poi di prospettiva, dunque di lavoro, forse di pianificazione o di riflessione non ciò che si può fare, infatti di trasmissione della lingua. L'ultima commissione, lingua e società, a ella un ruolo a tempo di valutazione di pratiche linguistiche in Caruggio, di competenze, di valutazione di politica linguistica di collettività territoriale, poi forse di altre collettività di maniera a consigliare, e poi un ruolo di promozione di ciò che si può fare in giro la lingua. Dunque c'è appena questa dinamica che entra di vasti, dove ci sono l'insieme di gruppi politici dell'Assemblea di Corsica che sono rappresentati, ogni gruppo si occupa di una commissione e ogni universitario di noi si occupa di una commissione, dunque pensiamo così di grugiare i mesi, pensiamo che è qualcosa di importante. Allora, in quanto allo stato dell'insegnamento, dunque di un sistema educativo, dunque quest'anno, dunque 10 anni dopo il voto della legge di 2002, c'è quantunque 48% di disabili di primario che non hanno mica 3 ore settimanali. Dunque vede 28% che sono in un sistema più o meno bilingue, con più di 3 ore settimanali, 24% che hanno 3 ore, e 48 meno di 3 ore. Allora questo è di un'inchiesta dichiarativa, sono i professori che hanno risposto così. Al secondario, vede che la valada è assai importante, dunque la iscrizione automatica in sesta sono quasi 90%, dunque se noi paragoniamo con altre materie che sono obbligatorie, se Bobbia dello sport, per esempio, non c'è mica 90% di disabili che fanno sport, c'è di più, ce n'è di meno, dunque c'è forse più disabili che fanno corso che sport in sesta, ma dopo si ritrova veramente a concorrenza tra materie, perché faremo in giro a 17% al liceo, c'è una valada assai importante, e poi un insegnamento bilingue che è assai poco, e quando noi contiamo i bilingue, certe volte c'è una sola materia in più di un corso, certe volte può essere matematica, può essere storia, non sono mica tutte materie che sono insegnate in corso e in francese. Donc l'idea valada 90% in sesta, ma solo 18% in terminale. Allora, questo dipende dai dati quantitativi. A livello di competenze, dunque, ogni anno sono fatte inchieste al primario, dunque al primario se noi contiamo la scolarità normale di un sidelo, da materna fino al corso mezzano seconda annata, averia da seguita, dunque se lo va a 3 ore, 648 ore. 648 ore, ma se noi guardiamo le competenze di quelli che sono in dell'insegnamento standard, ne siamo a 72%, che hanno un livello A1, di un livello più basso di un quadro europeo bilingue, donc vuol dire che il 72% si possono presentare cacciato le parole. Se noi abbiamo il corso mezzano seconda annata, dunque per i bislingui, sono 76% aggiunti a un livello A2, dunque avete appena di più competenze. Allora queste sono le competenze che sono aspettate normalmente in dei programmi, A1 per i standard, A2 per i bislingui. Ma c'è
pensiamo quantunque che visto l'insegnamento teorico che avevano da ricevere, poi avevano da avere competenze quantunque appena più alte.